In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Cateno De Luca torna e chiede le primarie a PD e 5 Stelle. Dopo la potentissima scoppola delle europee, Cateno De Luca cerca disperatamente di tornare protagonista dedicandosi solo alla Sicilia. Si è fatto eleggere ieri capogruppo all'Ars di Sud Chiama Nord e proposto come candidato presidente nel 2027 alle prossime regionali. Ha chiesto le primarie nel 2026 al PD e ai 5 Stelle che a suo parere, se non vogliono suicidarsi, devono seguire la sua strategia. Nulla da dire, sempre il solito De Luca. Sbloccate le assunzioni nella sanità siciliana. Con una circolare indirizzata ai manager delle ASP e degli ospedali, Salvatore Iacolino, direttore del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Sanità e sempre più indicato come reale assessore ombra, ha sbloccato di fatto le assunzioni nella sanità siciliana. La circolare di Iacolino autorizza a sbloccare i concorsi, sia pur nei limiti dei tetti di spesa assegnati. Stiamo parlando di migliaia di assunzioni di medici, infermieri e funzionari. Strutture ricettive siciliane in banca dati nazionale. Sono stati caricati nel database nazionale del Ministero del Turismo i dati delle 35.265 strutture turistico-ricettive in Sicilia, settima regione italiana ad aderire all'interoperabilità delle banche dati nazionale e regionale. Le strutture siciliane già titolari del codice identificativo regionale potranno richiedere il codice identificativo nazionale. Lavoriamo per elevare gli standard di accoglienza, ha detto l'assessora al turismo Elvira Amata. Ponte sullo Stretto conclusa la fase di avviso sugli espropri. La società Stretto di Messina ha pubblicato ieri l'avviso di chiusura della fase di partecipazione agli espropri per il Ponte sullo Stretto, sulla base delle osservazioni presentate dai soggetti interessati. Questo ha determinato la riduzione dei soggetti coinvolti. Gli espropri inizieranno soltanto dopo l'approvazione del progetto da parte del CIPES. Abrogato il reato di abuso d'ufficio. Ieri la Camera ha finalmente abrogato l'abuso d'ufficio, il reato più vago di sempre, quello che ha determinato nei sindaci il terrore della firma e dell'interpretazione estensiva da parte della magistratura di qualsiasi atto amministrativo. Hanno votato per l'abrogazione l'intero centrodestra più Azione Italia Viva. Da oggi l'Italia è un paese con maggiori diritti e garanzie. Auguri di pronta guarigione a Schifani. Il presidente Schifani ha subito ieri all'ospedale civico di Palermo un intervento di colicistectomia. L'intervento è perfettamente riuscito e il presidente sarà dimesso in pochi giorni. Gli inviamo i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Ricordiamo che la Regione è attualmente senza un vicepresidente che ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Il nostro sito è www.lanazionesiciliana.eu.